Raffiche di vento e grandine, maltempo violento, un maltempo che può essere paragonato a un vero e proprio terremoto. Epicentro Arzignano, dove ci troviamo in questo momento e dove le tracce dell'ultima ondata di maltempo sono particolarmente evidenti. Ci troviamo nel polo sportivo di Arzignano, davanti a voi vedete lo stadio, le reti dilaniate, ma come vedete anche i campi da calcetto che si trovano qui di fronte a noi sono stati totalmente distrutti e la rete di recinzione è caduta sotto il peso della spinta di un vento violento, un vento che non ha risparmiato neanche i teloni dei campi da tennis. Vedete laggiù in fondo i campi da tennis sono stati totalmente spogliati, distrutti, i teloni sono andati in brandelli, rimane ben poco. Guardate, questa è la rete, la recinzione dei campi da calcetto ed è stata totalmente dilaniata. Guardate, avviciniamoci qua e facciamo vedere questi pali in ferro che sono stati completamente spezzati. Qui sono stati spezzati, quindi immaginatevi la forza di questo uragano che ha colpito Arzignano e il Vicentino. Il polo sportivo della città è stato devastato, irriconoscibile. Va totalmente ricostruito, rimesso in piedi. I lavori sono in corso oggi e continueranno anche nei prossimi giorni e noi ovviamente continueremo a monitorare la situazione e a raccontarvela.